Si è svolto il consiglio di amministrazione di Aprolav, Associazione Produttori Latte del Veneto. È stato anche il momento, oltre che di fare un augurio per le feste, anche di riflessione sull'anno che è passato, e noi abbiamo approfittato per sentire il parere dei presidenti, dei direttori delle 3 realtà più grandi della cooperazione nel mondo del latte in Veneto. Sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. Il consumatore già conosce la qualità veneta, le certificazioni, i prodotti tipici, il fatto che il 92% del latte veneto viene trasformato a formaggi di pregio, dall'idea di quanto negli anni abbiamo percorso la qualità e la sicurezza alimentare. Siamo sempre stati premiati. La preoccupazione è che adesso ci sono formaggi esteri che arrivano a prezzi stracciati e lo fanno semplicemente per invadere un mercato florido, perché noi, e lo dico a chiare lettere, siamo la pattumiera d'Europa, perché effettivamente qua c'è bisogno comunque di latte e c'è cultura del formaggio. Il fatto che in una situazione di crisi economica il consumatore venga invogliato a cercare prodotti di minor valore ci preoccupa, perché effettivamente non tutti hanno la disponibilità economica. Io un appello lo faccio alla grande distribuzione di cercare di mettere allo stesso livello le nostre produzioni a quelle di importazione. Innanzitutto felici di essere entrati a far parte della grande famiglia di Aprolav. Mancavamo, abbiamo trovato subito un'intesa e penso che il bilancio del primo anno in cui siamo insieme, tutti insieme, sia estremamente positivo. Abbiamo vissuto un'annata di sicuro positiva fino a fine agosto, poi siamo entrati in una fase che ci stava preoccupando tantissimo, e devo dire che l'accordo raggiunto ieri sera al MASAF è un accordo che mi soddisfa, perché è ovvio che le quotazioni che avevamo precedentemente l'estate erano più alte e quindi sicuramente meglio viste, però il fatto di essere entrati in un circuito dove l'offerta di latte oggi è superiore a quello che il mercato riesce ad assorbire, aver raggiunto un accordo su quelle quotazioni lì, dico che si va nella direzione giusta. Dovevamo ritrovare un equilibrio di mercato e mi sembra che ci sia la volontà da parte di tutti gli attori della filiera lattiero-casearia. Io credo di poter dire che il 2025 è stato un anno straordinario, almeno fino a un paio di mesi fa. La redditività per chi produce latte è stata molto alta, probabilmente talmente alta da indurre parecchi allevatori a produrre di più, in alcuni paesi più che in altri, perché c'è un'eccedenza importante a livello mondiale di offerta rispetto alla domanda, che pure è in crescita, di proteine e di grassi. Questo eccesso di offerta ha fatto sì che progressivamente ci sia stata una caduta dei prezzi, inizialmente del latte spot, ma di seguito anche di tutti i prodotti, in particolare dei prodotti che sono importati dal nostro paese, dal centro Europa. Centro Europa che è in difficoltà da un lato per aver prodotto molto più dello scorso anno, specie negli ultimi mesi, ma anche da una diminuzione delle capacità di esportare. È stata un'annata che, se la guardiamo come 2025, è stata di soddisfazione per il mondo degli agricoltori, che si sono visti riconosciuti un prezzo del latte adeguato. Abbiamo però iniziato ad avere delle preoccupazioni da luglio di quest'anno, agosto,
in quanto si è cominciato a capire delle produzioni un po' troppo elevate, specialmente i paesi europei, i paesi nostri confinanti, Germania, Francia, Olanda e quant'altro, portandoci verso fine anno, siamo qui oggi con una preoccupazione molto elevata, in quanto abbiamo visto il Ministero che ha riunito quelli che sono i vertici Coldiretti, Unione Agricoltori e i grandi player per definire un prezzo di latte fatto a livello ministeriale che ci viene dei dubbi, no, per quanto può essere la propria validità che comanda oggi il mercato, e nel mercato dobbiamo dire che ci sono le produzioni purtroppo alte e poco mercato di sbocco del nostro prodotto. È impensabile per noi che siamo una banca di credito cooperativo non essere vicini, in questo caso, all'Aprolab, per il tipo anche di promozione che loro fanno nel territorio dei prodotti lattiero-caseari, ma soprattutto perché sono riusciti in questi anni a mettere insieme una squadra che coinvolge tutti, coinvolge tutto il tessuto sociale e chiaramente coinvolge anche noi che siamo una banca di credito cooperativo. Siamo presenti nel territorio, lavoriamo per il territorio e lavoriamo in sinergia con Aprolab, perché i problemi che hanno anche i nostri produttori di latte, i nostri allevatori, soprattutto nelle zone montane e pedemontane svantaggiate, che sono la presenza dell'uomo, ripetiamo, lo diciamo sempre, è indispensabile. Per noi essere qui oggi, ma soprattutto essere a fianco di Aprolab, è per noi un motivo d'orgoglio. È come avere, diciamo, una medaglietta che ci portiamo dietro ogni giorno con grande valore e soddisfazione.